Siamo all'82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, siamo qui con Nadir Tagi. Sì, Te corretto. Ripartiamo perché non faccio 'sta cazzata, cosa mi guarda, no, è empatica. Allora, siamo all'82esima Mostra del Cinema di Venezia, siamo qui con Nadir Tagi, che è il regista di Festa in Famiglia. Beh, io partirei dall'ambientazione, certo, okay? Che è indefinita, però è rurale ed è molto interessante, tipo questa seconda casa. E si vede dal modo in cui riprendi che deduco che magari questa situazione rurale estiva di ritrovo l'hai vissuta da ragazzino. Cioè, è stata una cosa tua personale. sì, sì, Vai, lo vai. vivo tuttora. Okay, sì. Scusami se t'ho interrotto. No, ma sono io ogni tanto che interrompo, No, 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 questa è colpa mia. quindi apertamente autobiografica la location, il rapporto complesso tra le famiglie, che è molto ampio, perché parte da una cosa, diventa totalmente un'altra senza andare a spoilerare, si allargano, si mostrano, si denuda, la famiglia e le famiglie nei loro difetti, okay? Penso che questo fosse l'intento partire dalla spensieratezza di una giornata, poi mostrare la difficoltà di stare assieme. Assolutamente, anche questo l'intento. Ehm, allora io ti chiederei, in realtà mi hai già un po' risposto, però dell'ambiente, che cosa se hai qualche episodio che ricordi, di difficoltà all'interno di un ambiente simile, di un ritrovo. Perché alla fine, a prescindere dall'incidente scatenante, diciamo, il litigio è una cosa che è universale. Certo, certo. No, infatti, puntavo anche su questa cosa, ovvero, sicuramente è molto specifico come, diciamo, arena, come ambientazione, ovvero sono personaggi magari e dinamiche, contesti culturali che conosco io perché ci sono anche cresciuto, ma speravo appunto che arrivasse la cosa più universale, ovvero il litigio, la tensione, quelle cose, come posso dire, che sono insite nell'essere umano, specie nei rapporti familiari di un essere umano. Ehm, Magari come episodi che mi hanno ispirato c'erano appunto quelle giornate in cui tutto filava liscio, procedeva in un certo senso e poi dall'altra parte della casa sentivi qualche voce un po' troppo alta, ti rigiravi, vedevi qualcuno fare il muso. ehm Ovviamente poi nel corto c'è anche una drammaturgia, c'è una gravità che è stata elevata per, raggiungere determinate e immediate reazioni, ehm, però ecco penso che ci sia una base anche autobiografica dentro che, come posso dire, mi ha aiutato solo in fase iniziale a trovarmi più a mio agio anche nella direzione degli attori, nella scrittura della sceneggiatura, assieme ai ragazzi con cui l'ho scritta. Ecco, questo penso si nota molto nella tensione nei particolari, da un ambiente che hai vissuto, quello tantissimo. Ehm, Sì, uhm, scusa, giusto una postilla, abbiamo fatto magari può interessare, ecco. Abbiamo fatto un lavoro, appunto assieme allo scenografo, assieme alla costumista, di andare proprio dai miei familiari, spulciarli in casa, capire se ci fossero alcune cose specifiche da poter riutilizzare, che soprattutto raccontassero qualcosa anche di loro. Questo è stato un bel metodo, diciamo. e quindi a livello di costruzione dell'ambiente avete riarredato tutto da zero con Sì, l'abbiamo trovato questa casetta in provincia, quasi fuori provincia di Roma, è inabitata, quindi era tutta vuota, desolata, quindi siamo andati a casa mia su al nord così, e abbiamo preso un po' di arredamento vecchio che avevamo, qualche oggettistica, qualche cosa, e poi lo scenografo si è occupato anche di, inventarsi dell'altro e l'abbiamo arredata da zero, come ti sei trovato col tuo reel? Molto bene, devo dire, come posso dire, ho sentito molta fiducia, specie perché, non erano tenuti a darmela, per un semplice fattore che, ehm, 1 la barriera linguistica, e il fatto anche una barriera culturale, ovvero io conoscevo molte di queste cose che loro, ovviamente per fattori ovvi, non hanno vissuto e non sapevano,
e quindi hanno dovuto fidarsi molto alla cieca. Quindi ecco, spero di essere stato fedele a quello che ho vissuto, ma sono molto grato perché si sono fidati e hanno seguito una direzione, pur non sapendo se fosse corretta, se fosse giusta e se sì. Un'ultima domanda che poi, io ho visto, tanto, nel tuo film, tanti elementi che ho visto anche, che mi hanno ricordato molto Favolaccia dei Fratelli d'Innocenzo, okay, sia, dal punto di vista dell'iniziazione sessuale, di questo rapporto molto complesso, perverso dell'inizio adolescenza, ma soprattutto per il rapporto comunitario tra le famiglie, tra i genitori e i figli. E non voglio importi un collegamento, però volevo, magari parlare di che film ti hanno ispirato, se hai un riferimento, ma anche generale, non semplicemente per questo film. Assolutamente. No, grazie per il riferimento a un favolaccio perché non ci avevo mai pensato, però effettivamente ci sono dei rimandi, delle cose che torn c'è magari un po' quell'atmosfera rurale, esatto, rurale che aiuta poi a entrare meglio in questi personaggi, magari ogni tanto che fanno qualche gesto che se uno non si aspetta. Come riferimenti, posso dire mi piace molto quel tipo di storie, di film che ha sempre una tensione latente. Uhm, per esempio il mio genere preferito magari sta tra il thriller e il drammatico, però sempre con qualche tendenza in quella direzione lì. Ehm, però per esempio anche sul modo di fare, sul come inquadrare, sul come gestire gli attori e i ritmi, ho provato con questo corto anche a, seguire quei registi che apprezzo molto. Quindi Haneke e Östlund, che hanno quel modo lì di fare e ovviamente, loro lo fanno in una maniera veramente particolare e intelligente, ehm, però mi sono messo alla prova. Ho provato a capire come lavorassero anche loro. Spero non scimmiottando troppo, perché non no ecco, guarda, ho cercato di metterci anche un po' del mio, ecco. E poi magari anche il cinema iraniano, uhm, che ovviamente è molto più tenero anche nella scelta degli argomenti e delle storie, però dal punto di vista dell'approccio ho cercato di ispirarmi anche un po' lì, magari vedendo i video di come, posso dire, i backstage di Kiarostami dove faceva domande non faceva domande, però spiegava un po' come gestiva gli attori e banalmente, diceva per dare indicazioni al bambino, io lo diceva per un film che era dov'è la casa del mio amico, adesso gli ho dato da fare una equazione matematica, e nel mentre che fa questa equazione matematica gli chiedo di camminare da qui a lì. E quindi quel bambino semplicemente sta camminando pensando a questa equazione, ma nel frattempo è talmente perplesso e preoccupato che ti restituisce, sì, un viso spontaneo. Hai questa cosa, è una cosa che ho un po' provato con i miei familiari, son tuoi Sì, familiari, esatto, alcuni sono miei familiari, alcuni nei ruoli. Quindi è stato interessante.